Un 2025 positivo per Azove, l'organizzazione di produttori di carni bovine del Veneto. È cresciuto del 20% il fatturato, effetto delle maggiori vendite interne ed estere e dei bovini da ristallo. Per il quinto anno consecutivo il bilancio si è chiuso in positivo, destinando un conguaglio agli oltre 50 soci. Il 2026 per il settore si è presentato complesso. La grande distribuzione preme per ribassare i prezzi e gli allevatori non ci stanno. Il rincaro dei costi energetici non li aiuta. La zootecnia veneta di Azove prova a governare una instabilità che sta diventando normalità. Quello che succede dall'altra parte del mondo si ripercuote in brevissimo tempo su di noi, quindi le guerre che sono in atto in questo momento stanno creando dei grossi problemi a livello di mercato, a livello di costi energetici, a livello di blocco di mercati e quindi situazioni di stallo o turbative di mercato che comunque vanno ad incidere sul nostro settore, non solo. Quindi di fronte a cambi repentini diventa difficile reagire perché noi abbiamo dei cicli di produzione che minimo sono 7-8 mesi, quindi se la cosa mi cambia nell'arco di 15 giorni, un mese, diventa difficile fare proiezioni sul futuro, quindi è più un atto di fede che di ragionamento. Il settore zootecnico veneto, per quanto solido, va aiutato economicamente e soprattutto, ha detto l'assessore veneto all'agricoltura, va difeso. Azove rappresenta un punto di riferimento importante per la regione Veneto perché sono 50.000 capi all'anno, rappresenta un punto di riferimento nazionale perché presiede un sistema di grande raggruppamento della carne, circa il 75% della carne nazionale, ma rappresenta anche una grande sentinella verso i mercati stranieri. Il passaggio che ha fatto il Presidente prima, Alessandro Del Rocco, sulla Francia e sui eventuali ristagli o non, ci dice che noi non lo possiamo dipendere dalla Francia per i vitelli, dobbiamo in qualche maniera in casi di emergenza avere già la soluzione pronta. La soluzione pronta da dove deriva? Deriva chiaramente da una serie di azioni sul CSR prossimo, sul fondo unico della PAC, prevedendo la possibilità di attingimento proprio per realizzare queste filiere. All'interno di un fondo unico nazionale, ma all'interno di un sistema, e diceva bene De Rocco ancora, di un sistema nazionale e internazionale e europeo dei finanziamenti che deve essere in qualche maniera regolato. Come? Deve essere regolato perché non può essere che il paese forte, in questo caso che è il paese Francia, vada per la sua strada e che l'Italia essenzialmente faccia una politica diversa. Le misure in questo caso devono essere parallele. Per ridurre l'importazione di capi e di carne dalla Francia c'è un progetto del governo su 2 punti. Ma il progetto è quello di utilizzare al meglio intanto la produzione già in atto nelle aree del centro-sud Italia e delle isole, che sono aree più marginali e che hanno già delle produzioni e quindi vanno sostenute e sviluppate, ma d'altra parte c'è la possibilità di utilizzare una parte, di fare un'alleanza con i produttori di vacche da latte. Queste vacche possono fare da madri surrogate, possono essere le vacche meno produttive, per cui da un lato si può valorizzare anche il patrimonio delle stalle da latte, e dall'altra possiamo ottenere dei vitelli adatti, di alta qualità, adatti alla produzione della carne e quindi che sono ottimali per il nostro mercato. In questo 2026 così instabile, la direttrice generale di Azove, Michela Tedesco, ha proposto ai soci lo strumento finanziario chiamato confirming, che permetterà agli allevatori l'incasso delle fatture prima dei classici 30 giorni. Azove farà da garante grazie al livello del suo rating finanziario. Partner sarà Crédit Agricole. Il tutto si potrà gestire da casa. Oggi ho voluto introdurre e presentare ai soci uno strumento finanziario innovativo finalizzato alla generazione di liquidità, perché molto spesso le aziende si trovano a fronteggiare esigenze anche temporanee di maggiore disponibilità di linee. E questo strumento diventa fondamentale per rafforzare la filiera della carne e anche per come leva strategica competitiva
come leva strategica competitiva, portando anche innovazione, perché è fondamentale anche in questo settore portare innovazione. Azove lo fa da oltre 50 anni e vuole continuare a supportare da un lato i propri soci e dall'altro garantire qualità, perché alla fine la differenziazione e il punto distintivo di Azove è proprio la qualità. Probabilmente si mangerà meno carne, perché questo ci dicono i dati statistici, ma si cercherà comunque carne di qualità, quindi questo è stato e sarà il nostro punto di forza.